Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te Steva e grazie. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 26 di aprile dell'anno del Signore 2025. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondariamente radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online. 340 670 9659 oppure 029294 7222 per le vostre telefonate. Ma è arrivata una lettera che vi voglio leggere per raccontarvi. Sapete, settimana scorsa con Alex Cereda abbiamo cominciato a parlare dei banditi e la prossima puntata concluderemo questa discussione. Voglio ringraziare questo ascoltatore che mi ha chiesto, insomma, che venisse tutelata la sua identità, per cui io non darò riferimenti a lui o al posto in cui si sono svolti questi fatti, ma ve la voglio leggere perché è una testimonianza di un certo modo di fare alfismo che non condivido e che non ho mai apprezzato. State a sentire. Gentile dottor Danna, sono un appassionato romano di Alfa Romeo e ascolto con piacere il suo programma radiofonico Il Garage dell'Alfista. La ringrazio per dare voce radiofonica al mondo Alfa Romeo e soprattutto per i suoi appelli a superare gli inutili settarismi e le sterili rivalità che troppo spesso investono la nostra comune passione. Il format del programma è molto piacevole e apprezzo, in particolare, le chiacchierate con Alex Cereda. Mi riportano con la mente agli scambi di opinioni e ai racconti di esperienza che si fanno tra appassionati in modo obiettivo e senza partigianerie. Trovo molto interessanti i cicli di puntate sui temi scottanti di attualità che vive il normale amatore della propria vettura del cuore, dalla fase d'acquisto fino al suo mantenimento. Sono molto utili i racconti di esperienza sulle tematiche dell'acquisto, della penuria dei ricambi e sull'esistenza dei troppi furbacchioni che ruotano attorno al settore. Mi dispiace solo che il tempo disponibile per la trasmissione sia sempre poco e che l'orario non mi permetta mai di ascoltarla in diretta, ma anche ascoltarla in differita è sempre un piacere. Durante le scorse festività ho recuperato le ultime puntate. Ho trovato molto interessanti i riferimenti alla situazione dei raduni in materia di Alfa Romeo. Devo dire che mi ritrovo perfettamente in tutto quanto viene detto, soprattutto in relazione alla quasi fisiologica presenza di certe persone che, pur presentandosi come appassionati, in realtà si scoprono essere degli affaristi che vengono ai raduni solo per cercare di vendere pezzi di ricambio o altro. Con l'evolvere dei tempi mi sto rendendo conto, purtroppo, che la qualità dei raduni stia pian piano sempre più peggiorando. E non solo a causa di questi commercianti simulati, ma anche a causa degli stessi proprietari delle Alfa Romeo che vi partecipano. Non troppe rivalità e partigianerie, troppa voglia di fare a gara a chi ha la macchina migliore, con la tendenza ancora a marginalizzare, dopo più di 30 anni, chi si presenta con le Alfa dell'era Fiat o con vetture particolari che possano togliere attenzione a quelle dei maggiorenti. E purtroppo questa tendenza la rinvengo non solo tra semplici partecipanti, ma spesso anche tra gli stessi soci organizzatori dei raduni. Sembra quasi che a volte la passione venga messa da parte. Non so perché l'alfista medio debba sempre mostrarsi con l'etichetta di puzza sotto il naso. In ragione di questo, da un po' di tempo preferisco sempre maggiormente i raduni con più marchi esposti piuttosto che quelli solamente Alfa Romeo. Sembrerà strano da alfista, ma lì non trovo le stesse rivalità e riesco a godermi veramente un momento di passione. Con la presente, quindi, vorrei fornire una piccola testimonianza in materia anche per avallare quanto più volte affermato nella trasmissione. Penso possa anche servire come spunto di riflessione per analizzare la situazione odierna dei raduni alfistici.
Premetto che sono un signor nessuno, un semplice appassionato, e come tale resterò. Non ho alcuna presunzione di attribuirmi qualità o qualifiche che io non ho. Anzi, sono per natura molto riservato e amo restare il più anonimo possibile. La prego di non prendermi come qualcuno che cerchi attenzione, il mio è solo un piccolo sfogo personale. Circa 2 mesi fa stavo facendo il solito giretto domenicale con la mia amata Alfa Romeo storica, un Alfa 6 prima serie, in condizioni originali ancora con la sua verniciatura originale del tempo. Ero in solitaria per i fatti miei. Usandola molto poco per ovvi motivi, decisi di guidarla più a lungo ed arrivare fino a un noto quartiere della mia città, non faccio il nome per riservatezza. Lì le strade sono abbastanza ben messe per girare senza troppi patemi. Mentre giravo, catturò la mia attenzione un Alfa che sostava in un parcheggio pubblico. Guardando meglio, mi accorsi che vi erano anche altre Alfa Romeo storiche e che in quel luogo si stava tenendo un raduno di Alfa Romeo d'epoca. Trattandosi di un'area di sosta aperta al pubblico, decisi di entrarvi con la mia Alfa 6 per potermi guardare le auto esposte. Capii che era organizzato da un club di Alfa Romeo, di cui anche in questo caso non faccio volutamente nome per motivi di riservatezza, ed era a partecipazione libera sul luogo aperto al pubblico senza prenotazione. Parcheggiai proprio dietro l'Alfa che sostava accanto ad un'altra Alfa molto bella. Da subito notai una certa diffidenza dei partecipanti e degli organizzatori nei miei confronti, come se stessi quasi dando fastidio per essermi presentato senza far parte di quel club. Ci passai sopra, in fondo era un parcheggio pubblico e nessuno poteva lamentarsi né cacciarmi via. Poco più di mezz'ora senza che nessuno si avvicinasse nemmeno alla mia... Passò più di mezz'ora senza che nessuno si avvicinasse nemmeno alla mia Alfa 6. Sembravano tutti allontanare lo sguardo. Va bene che è sempre stata un'auto controversa, ma snobbarla in questo modo. Finalmente cominciò a venire qualcuno e così poche altre persone si fecero coraggio. Devo dire che costoro mi fecero moltissimi complimenti per la rarità del mezzo. Già, è rara un'Alfa 6 e poi ancora con la verniciatura originale. Scoprì poi che costoro erano solo visitatori esterni e non avevano esposto auto. Finora nessun organizzatore e nessun socio del club si erano degnati anche solo di rivolgere uno sguardo, e così fu per tutto il tempo che rimasi. Anche il presidente del club non mi degnò di una minima attenzione, rimanendo concentrato, con tutta la propria cerchia di seguaci, sulle vetture che dovevano appartenere a qualche persona importante del club, evidentemente da corteggiare. Dopo un po' si presentò al raduno un partecipante, presumibilmente socio dalla maglietta che portava, con un'Alfa che non era altro che un collage di pezzi diversi di varie serie. Costui parcheggiò vicino alla mia, scese e cominciò a squadrarsi la mia Alfa 6 con una faccia abbastanza irritante. Poi, fatti venire altri proprietari di vetture esposte, cominciò a sentenziare davanti a costoro i soliti luoghi comuni. Alfetta allungata, forme sgraziate, motore sempre scarburato, non ha più nulla dell'Alfetta, eccetera. E l'Alfa 6 veramente non ha nulla in comune con l'Alfetta, quindi non c'entra assolutamente niente. Ma comunque, questa è una nota a margine che faccio io. Andiamo avanti. Ovviamente, abituato da anni a sorbirmi queste contumelie, risposi per le rime a questo socio maleducato, dimostrandogli tutta la sua ignoranza in materia. Non avendo di che contraddire e incassata una sonora figuraccia davanti al suo codazzo, s'allontanò con i suoi accoliti senza più tornare. Dopo un po' s'avvicinò un altro presunto socio e costui stavolta mi fece parecchi complimenti. Elogiò la macchina dicendo che tutte le critiche nei suoi confronti erano ingiuste, che la gente che la snobbava non capiva niente di macchine, che era molto rara e avrebbe dovuto essere apprezzata da tutti per questo. Nel mentre, tuttavia, mi faceva molte domande sul mantenimento di questa macchina. Mi chiese da chi mi rivolgevo per la manutenzione, dove trovavo i pezzi di ricambio e così via. Mi tenni volutamente vago, mal sopportando tutte queste domande così specifiche, intuendo che fossero troppo personali. Alla fine si mostrò per quel che era. Se ti può interessare, posso procurarti io i pezzi di ricambio per questa macchina. Ho un amico che tratta ricambi che ha tutto quello che ti serve. Ovviamente gli risposi in modo netto che non ero interessato. Guarda, ho già capito l'andazzo. Non sono per nulla interessato. Di questa macchina è tutto esaurito da anni e sono certo che non abbiate nulla per questa. Rispose: ne sei sicuro?
Guarda che possiamo adattarci i pezzi dell'Alfetta, ne abbiamo molti in magazzino. Non lo feci nemmeno finire e lo allontanai. Se conoscessi veramente questa macchina, come mi hai detto prima, dovresti sapere che non ha quasi nessun pezzo in comune con l'Alfetta e che i pezzi dell'Alfetta non sono adattabili all'Alfa 6. Tu mi dimostri che la macchina non la conosci per niente e stai solo qui per vendere. E poi come funzionerebbe per il prezzo? Dovrei pagare al tuo amico un prezzo da rapina per farti arrivare la percentuale per il procurato cliente? In altre parole, queste persone si nascondono sotto la veste da appassionati, ma sono solo affaristi dell'ultima ora. E il bello è che non conoscono nemmeno la roba che devono vendere e le macchine a cui va montata. Anzi, questi magari si vendono pure la roba che non hanno. Li paghi e poi devi attendere che se la procurino sempre che ci riescano. Si fece tardi e me ne andai. Alla fine il resoconto del raduno per me fu questo. Da parte dei soci e degli organizzatori non fui per niente reso degno di una minima attenzione. Anche il presidente del club non mi calcolò per nulla, anzi fece in modo di catalizzare tutta l'attenzione sulle 2 vetture di cui sopra, probabilmente di proprietà di qualche persona importante del club da corteggiare. Il primo socio del club, che si avvicinò assieme al proprio codazzo, quello dell'Alfa rattoppata per intenderci, fu estremamente maleducato. Il secondo dei presunti soci che si presentò cercò solo di rifilarmi dei pezzi di ricambio. Gli unici a essere gentili nei miei confronti furono gli esterni. Per concludere degnamente, il fotografo del gruppo scattò molte foto e girò un video di resoconto e raduno che pubblicò nella pagina Facebook del club. In serata diedi occhiata a quanto pubblicato. Ebbene, ci furono le foto di tutte le macchine tranne la mia. Nel video furono riprese tutte le macchine tranne la mia, salvo un'impercettibile quanto fugace sequenza di mezzo secondo, sol perché era parcheggiata dietro la prospettiva di altre auto riprese. Ovviamente, insomma, la mia Alfa 6 fu l'unica a essere stata totalmente estromessa, come se non fosse mai stata a questo raduno. Ovviamente non posso pretendere chissà che, in fondo a quel raduno ci capitai per caso, ne facevo parte del sodalizio. Non so dire il motivo di questa indifferenza che mi è stata tributata, forse il solito atteggiamento critico verso un'auto poco capita e amata, forse invidia per la presenza di un'auto rara che potesse togliere importanza e attenzione alle altre. L'esperienza, tuttavia, mi lasciò parecchia amarezza. Fu l'ennesima dimostrazione che in certi ambientalfisti la passione sembra essere messa da parte a favore di una gara a chi ha l'auto più bella o più rara. Non dico che tutti i club e raduni siano uguali, ci mancherebbe, però troppo spesso ho notato questi comportamenti che mettono da parte la passione. Troppo spesso ho notato che ci sono certe persone che si adoperano per catalizzare l'attenzione e se non si passa per la cerchia di costoro non si ottiene proprio considerazione. È per questo che preferisco i raduni multimarca, almeno per il momento non ho trovato la stessa rivalità e le stesse partigianerie, e lo dico amaramente da alfista. Spero che questa testimonianza non abbia annoiato e che contribuisca ad arricchire le riflessioni in materia. Io non ho altro da aggiungere. Adesso alle 10 faremo un minuto di silenzio per il lutto nazionale per Papa Francesco. Voglio semplicemente dirvi che ringrazio questo nostro ascoltatore e che non ho altro da aggiungere quanto a quello che lui ha narrato. Mancano 5 secondi, possiamo andare con la sigla e poi il minuto di silenzio. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a tutti.